video ricco di colori, con oltre 100 comparse, dove i luoghi e i volti unici del nostro comprensorio ricordano la terra di Sicilia con tutte le sue contraddizioni. È il nuovo videoclip dei fratelli alcamesi Calandra e Calandra, diventati famosi con il brano siciliano Tipo Strano, il cui video ha vinto numerosi premi. Il loro sound è il frutto di un miscuglio vincente tra la musica folk popolare siciliana rivisitata in una versione moderna e le risorse di altre nazioni e culture. La regia del nuovo video dei Calandra e Calandra, che è stato girato a Cinisi, è stata affidata a Vincenzo Cusumano, assessore del comune di Cinisi. Il video è stato presentato durante la settimana della cultura. Ma abbiamo voluto portare in chiave ironica un po' quello che succede nella vita quotidiana, quindi abbiamo sviluppato questa tarantella in versione rock con delle chitarre in distorsione e poi grazie anche al regista Vincenzo Cusumano è riuscito a portare le immagini, cioè la musica in immagini, e giochiamo sempre con i colori sul modo di fare dei siciliani, modo di essere, quindi un video molto allegro malgrado racconti delle amare verità. E quali sono le aspettative? Guarda, noi abbiamo avuto un grandissimo successo con Siciliano Tipo Strano, abbiamo realizzato un altro video come canzone d'amore, quindi è normale che da questo ci aspettiamo ancora di più, sia perché la canzone è molto allegra, c'è il classico tormentone ci dicono, e poi perché comunque ci sono i colori della sicilianità, ci sono molte cose che mettono in evidenza un po' quello che è la nostra terra, quindi puntiamo tantissimo a bissare il successo degli altri video. Possiamo chiamarla questa una vera prova del 9 per voi, visto il successo, ecco, del video precedente? Io non sono bravo in matematica, per cui non saprei dire, però sicuramente ci aspettiamo tantissimo, come già detto Maurizio, e puntiamo ancora a rimarcare quella che è la nostra terra, la nostra sicilianità, la nostra cultura, e portarla avanti con dignità e con fermezza. Vincenzo Cusumano, perché puntare sui Calandra e Calandra? Non lo so nemmeno io, nel senso che fu proprio, ma come mi fece fare, del tipo come mi fece fare? Invece no, scherzo, io sono stato molto contento di accettare questa sfida, perché fu una sfida veramente, perché riuscire a fare un videoclip musicale dove ci sono più di 100 comparse, ci sono più di 12 location e soprattutto non ci sono soldi per poterlo fare, questa è stata una sfida enorme che secondo me abbiamo vinto, perché abbiamo sicuramente trasmesso la felicità, l'animo del siciliano, i colori come dicevano poco fa i fratelli Calandra, il ritmo, e quindi c'è tutto un mix dinamico che secondo me porterà al successo questo brano, indipendentemente che l'abbia fatto io la regia o meno. Il brano funziona, è bello,